Tempo pieno all'Istituto Comprensivo Piero Bondi Cittadella. Dal prossimo anno scolastico 2025-26 una classe prima delle medie farà in via sperimentale 40 ore settimanali, suddivise nei 5 giorni di lezioni con mensa interna. Un modo per venire incontro soprattutto alle esigenze delle famiglie, le stesse che hanno avanzato la richiesta al Comune. Quali saranno i vantaggi sia per gli insegnanti che per gli studenti e le famiglie? Allora, per le famiglie la cosa evidente è il poter lasciare uno spazio educativo i loro figli per un tempo maggiore che quello normale. Per gli insegnanti c'è un aumento di organico, per la scuola c'è una scommessa dal punto di vista didattico, perché non è solo un più scuola, ma è anche una scuola di tipo diverso, cioè fa scuola in maniera diversa. E lì si faranno tanti progetti. Noi già alcuni li abbiamo messi in campo in questi anni. Per dirle, noi abbiamo un progetto di robotica, abbiamo un progetto che va appunto robotica da una parte e latino dall'altra, perciò siamo dall'antico al supermoderno. Abbiamo progetti di inclusione, abbiamo un sacco di progetti di doposcuola già adesso. Messi insieme tutti questi progetti fanno una didattica diversa, cioè non è che possiamo pensare che portiamo i ragazzi a scuola 8 ore al giorno e li sfianchiamo facendogli le materie tradizionali. Non è questo il punto, non è questo l'obiettivo. Le iscrizioni saranno aperte sino al prossimo 10 febbraio.